Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettaciomercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video, che sarà l'unico video che uscirà in giornata, a parte le partite, che sarà l'ultimo video di giornata, prima e l'ultimo, scusate, di cui non parleremo dei post partita. Vabbè, questo video andiamo a fare il pre partita di Inter-Napoli, che si giocherà stasera alle 20:45. Alle 20:45 verrà trasmessa su DAZN o anche su Sky, non mi ricordo. Vabbè, verrà trasmessa su DAZN. Se non avete DAZN, potete anche andare su Telegram, sul mio gruppo Telegram, di cui vi lascerò il link in descrizione. Metterò il link della partita. Metterò il link della partita e voi basta cliccare il link della partita, vi iscrivete al canale Telegram dove verrà trasmessa la partita e cioè la partita la potete vedere senza interruzioni e senza niente, come se fosse da solo. Vabbè, a parte questo, secondo me la partita di stasera andrà a finire con un bel 2-0-2 Napoli. Napoli vincerà uno dei due gol di scarto. Scusate, voglio tenere il patinare un attimo. Secondo me il Napoli andrà a vincere 1-0-2, vanno al gol Rasmus Højlund che comincia di nuovo a segnare dopo tanto tempo, e dopo una partita contro la Cremonese, non mi ricordo, o contro la Lazio. Vabbè, contro la Lazio e contro il Verona sicuramente non ha segnato. Quindi è da 2 settimane circa che non segna. Ma vabbè. Secondo me segna Rasmus Højlund e poi può segnare Alessandro Buongiorno, che entrerà secondo me al 70° minuto e poi all'80° può andare a segnare. Poi la probabile formazione del Napoli. Allora, il Napoli secondo me scenderà in campo. Prima di dirvi la probabile formazione, noi siamo decimati in panchina, siamo contati 14 giocatori, perché abbiamo vabbè, vi dico prima i titolari e poi la panchina. Allora, i titolari sono Milinkovic, secondo me 3-4-2-1. Porta Milinkovic, Savic, difesa a 3 composta da Di Lorenzo sulla fascia destra, Rachmani come centrale, Juan Jesus sulla fascia di sinistra. I 4 di centrocampo. Allora, come esterni di centrocampo andranno a giocare Politano sulla fascia destra, con i due centrali, Lobotka e McTominay, che sono i due titolari inamovibili in questo momento perché non avevo nessuno a parte Vergara, e poi sulla fascia di sinistra Spinazzola. Poi i due centrocampisti offensivi che si possono poi andare a trasformare in ali, quindi in 3-4-3, saranno Elmas e Neres. E la punta Rasmus Højlund. Nella panchina che abbiamo Contini, Claudio Turri, scusate, Contini e Meretta. Poi abbiamo Marianucci, poi abbiamo Marianucci, Buongiorno, Olivera se non sbaglio, Beckham che è stato recuperato, poi 2 giocatori provenienti dalla Masia, poi abbiamo Vergara, poi abbiamo Ambrosino, poi abbiamo Lanka e siamo giusto 8 in panchina, quindi 17, ero sbagliato, 17 era
sarà una partita molto, ma molto difficile perché contro l'Inter che ha tutti i giocatori recuperati, non ne avrà solo uno o due che sono infortunati e l'Inter l'anno scorso ci ha messo in difficoltà molto per la vincita dello scudetto. Scusate, voglio dai, un sonno pazzesco, nonostante è mattina. Però c'è da dire anche che nella partita al Maradona dell'andata abbiamo vinto per 3-1. Quindi speriamo che riusciamo minimo a vincere con 2 gol di scarto. Se no possiamo pure pareggiarla, con un 1-1 e con un 2-2 anche possibile. Il risultato ve l'ho detto e secondo me poi il Napoli l'andrà a spuntare con Rasmus Højlund e con Alessandro Buongiorno. E questo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!